Sventola da uno dei balconi di Palazzo Moroni, sede del comune, affacciati a Piazza dei Frutti, la bandiera francese listata a lutto. Padova è simbolicamente unita al dolore di Parigi, ma qui, più che in altre città del Veneto, si respira anche un forte senso di rabbia e preoccupazione. Gli dà voce il sindaco Bitonci, che rivendica la sua storia in difesa della religione cattolica e contro un Islam integralista e pericoloso, e dopo aver chiesto alle associazioni musulmane della città la ferma condanna del massacro al Charlie Hebdo, si spinge oltre. Quando si vieta alle donne di uscire di casa, quando vengono picchiate perché stanno insieme magari a un cristiano e non un musulmano, ci sono delle piccole cose e da queste cose può cominciare l'integrazione. Finché non si arriverà a questo mi pare che sia molto difficile. Stop a nuove moschee in città, severi e continui controlli nei centri culturali già aperti. A Padova si rispetta la legalità, spiega il sindaco. No nuove moschee a Padova, ma soprattutto effettueremo controlli nei locali e negli uffici e nei capannoni, che non ci sia un cambio di destinazione d'uso di fatto e non fatto mediante gli strumenti urbanistici. A pochi metri dal comune i giornalisti padovani rendono omaggio ai colleghi e a tutte le 12 vittime di Parigi e lo fanno da un luogo simbolo, il memoriale dell'11 settembre alle Porte Contarine. Intanto fa squadra attorno al sindaco tutta la giunta, con l'assessore al decentramento e ai quartieri Marina Buffoni, che annuncia la rimozione di questo manifesto affisso in una sala di Via dei Colli con una donna completamente coperta da un burka, un simbolo di asservimento e di sottomissione che non sarà mai benvenuto nella città di Padova, spiega. Un clima politico chiaro nella città del Santo, che da una parte teme per i molti luoghi sensibili, dall'altra, per voce del primo cittadino, ribadisce alla comunità islamica il suo messaggio. Finché le cose sono queste e finché comunque ci sono episodi in Italia e in Europa di questa violenza, è opportuno riflettere bene sull'apertura e sul dare ulteriori spazi a questa comunità.